Mentre nei comuni del Veneziano che andranno ai ballottaggi il 23 e 24 giugno si stanno ancora decidendo eventuali alleanze, in Casalega si analizzano i risultati ottenuti dal partito e da Fratelli d'Italia alle elezioni europee amministrative dello scorso fine settimana. Fratelli d'Italia ha avuto un grande voto soprattutto per la capacità di Giorgia Meloni, per come si sta comportando, perché devo dire insomma, che a 2 anni quasi dall'esperienza di governo confermare un risultato così importante non era semplice, lei è stata davvero brava su questo. È un voto di fiducia che viene dato a lei, viene dato alla compagine di governo. Ora io penso che bisogna però confermare ancora questo risultato e quindi anche a livello governativo portare a casa qualcosa che magari tanti cittadini si aspettano e per cui gli hanno dato la fiducia. Dal canto suo, la Lega, sottolinea Tomaello, ha ottenuto comunque buoni risultati. Molti ci davano per morti e per dispersi, in verità la Lega ha tenuto, ha riconfermato tanti sindaci, molti sono al ballottaggio fra qualche settimana. Io penso che sia il momento adesso di continuare a lavorare, soprattutto di puntare sulla classe dirigente, gli amministratori locali, che è la vera forza della Lega, i consiglieri regionali, i sindaci, i consiglieri comunali, gli amministratori locali. E per quanto riguarda la volontà di Fratelli d'Italia espressa nei giorni scorsi dal senatore Speranzon di volere la presidenza della regione, Tomaello commenta. Naturalmente Fratelli d'Italia è il primo partito e quindi è giusto che loro propongano dei nomi, dopodiché si siederà al tavolo e si valuteranno le persone. Dire il mio partito aspetta una carica senza magari individuare la persona è un po' prematuro. Io penso che bisogna fare un ragionamento, l'importante sia a livello regionale ma soprattutto a livello di Comune di Venezia, vedendo i voti, è quello di rimanere uniti.